Un derby da non sbagliare da una parte e dall'altra, questa è in sintesi la pre-partita di Castrum Favara Akragas. Ci prepariamo a vedere queste immagini provenienti dallo stadio Bruccoleri di Favara di fronte i giallo-blu di mister Infantino che hanno colto un punto all'esordio contro l'Enna e il gigante di Lillo Bonfatto che invece di punti non ha presi neanche uno dopo i primi 180 minuti di stagione. Mancano i tifosi della squadra ospite a causa di un'ordinanza emessa durante la settimana, ordinanza che ha fatto ovviamente molto discutere, ma si gioca anche e soprattutto nel ricordo di Totò Schillaci spentosi a metà settimana. Anche qui il tributo da parte dei tifosi favaresi. Poi si gioca ed è subito un tentativo, come stiamo per vedere dalle immagini registrate dal nostro Giuseppe Montalbano, un tentativo da parte del Favara che qui prova a sfruttare l'errore in fase di disimpegno dell'Akragas, avanzato, non coglie la porta a tu per tu con Dregan. Poi si fanno vedere gli ospiti con questa azione manovrata con Santa Paola e poi la conclusione che si perde fuori da parte di Lofaso. Poi l'errore in disimpegno da parte di Scuffia prova ad aprire ancora le porte dell'attacco alla squadra guidata da Bonfatto. Conclusione con la palla che viene bloccata da Scuffia dopo l'errore in disimpegno. Poi ancora un passaggio indietro sbagliato, Levé viene fermato in uscita dal portierone favarese. Poi tentativo dalla lunga distanza da parte di Lofaso con palla che si spegne sopra la traversa. L'occasione era ghiotta, dall'altra parte Camilleri con il cross rasoterra messo fuori dalla difesa, arriva Deiana Testoni che prova a giocarla, si dà anche un 1-2 involontario, poi la palla messa in mezzo da Vaccaro, non arriva sul secondo palo Romero. Prima vera occasione per il Castrum Favara che è costretta a un certo punto a rinunciare a Mirabelli, infortunio che porta quasi sull'orlo delle lacrime il vice capitano dei gialloblu. Al suo posto entra il 2004 Alex Scalia, ma attenzione a quello che accade, secondo minuto di recupero, la corsa di Vaccaro sulla sinistra, uno sguardo in mezzo perché arriva sul primo palo Axel Romero che porta in vantaggio il Castrum Favara. Esplode il Bruccoleri, prima gioia in campionato per la squadra giallo-blu che non segnava praticamente dalla doppia sfida di Coppa contro l'Enna. Esplodono i tifosi di casa per la rete di Romero, che è il miglior modo, come stiamo per vedere, per chiudere il primo tempo dopo questa uscita di Scuffia. Il doppio fischio da parte del signor Benito Saccà della sezione arbitrale di Messina. Inizia subito forte la ripresa per il Castrum Favara con la palla recuperata da Testoni. C'è un intervento con la mano che porta anche il nostro operatore a non proseguire l'azione. Anche la gestualità dell'arbitro inizialmente non dà segnali incoraggianti, ma alla fine arriva quello più importante, gol di Gioele Deiana Testoni, e dopo 3 minuti dall'inizio della ripresa raddoppia il Castrum Favara con il numero 11 al debutto davanti al proprio pubblico dopo un piccolo problema fisico. E allora può esplodere ancora la gioia dei tifosi presenti sugli spalti del Bruccoleri. Poi prova a reagire anche con i cambi di Bonfatto l'Akragas, che di fatto crea poco o nulla per impensierire la porta guidata da Scuffia. Qui la palla arriva nel cuore dell'area di rigore, non riesce a gestirla nessuno in maglia bianca-azzurra. Prova dall'altra parte a farsi vedere il Castrum Favara con questa discesa sulla sinistra ancora di Deiana Testoni, la palla che viene intercettata, poi prova anche a rimontarla, senza successo Rizzo, un altro dei nuovi entrati. Dall'altra parte il cross messo dentro dalla sinistra, c'è la deviazione a mettere fuori ancora da parte di Rizzo qui in fase difensiva, ma di fatto è l'ultima azione della partita, perché su questa palla messa in mezzo ancora intercettata da un difensore del Castrum Favara arrivano i 3 fischi del signor Saccà di Messina e arriva la prima storica vittoria in eccellenza per il Castrum Favara, che prova a esultare sotto ai propri sostenitori del tifo organizzato. Finisce 2-0, alla prossima. Mi sembra doveroso e ovvio fare le congratulazioni al Favara perché hanno vinto meritatamente, hanno saputo gestire una partita sul piano dell'agonismo, sul piano dell'impegno e ci hanno surclassato anche fisicamente, per cui congratulazioni al Favara che ha vinto una partita meritatamente. L'Akragas dobbiamo fare una riflessione perché è la terza giornata di campionato, abbiamo 0 punti, pochissimi tiri in porta e non dico che siamo in crisi, però bisogna attenzionare questa situazione. Certamente abbiamo un organico importante, abbiamo un organico di tutto il rispetto, ancora non sappiamo
come mai questa squadra non si esprime come nelle prime battute di questo inizio di campionato. In Coppa Italia abbiamo giocato bene, dopo la Coppa Italia questa squadra ha avuto una flessione che sta per diventare un po' preoccupante. Io dico ai tifosi dell'Agragas chiaramente di starci vicino, perché noi siamo vigili, siamo attenti e già da martedì faremo una chiacchierata sia con l'area tecnica sia con i giocatori per capire che cosa succede. Chiaramente qualcosa succederà, l'allenatore gode della nostra fiducia e la riconfermo in questa fase, però è chiaro che qualche cosa dovrà avvenire, non so se punteremo di nuovo sul mercato per aggiustare qualcosa che fino ad ora non si è espressa bene, però da martedì in poi faremo una chiacchierata e poi tireremo le conclusioni. Non c'è risultato senza duro lavoro e se c'è allora è un'illusione. Passione e pazienza vanno di pari passo. La passione è il motore, la pazienza l'unica strada possibile quando si vuole costruire qualcosa di nuovo che duri nel tempo. Una settimana fa ad Agrigento la posa della prima pietra, ma il cammino è ancora lungo e nasconde mille insidie. Occorrono fiducia in noi e nell'unione del gruppo per attraversarle, superarle, avanzare nel percorso e renderlo entusiasmante. Amici sportivi ed antisportivi, buon pomeriggio da Nico Erbaggio e ben trovati allo stadio comunale di Santa Maria la Carità. Cominciato il match, è cominciata Pompei Sambiase. Lo stesso Jürgens sul pallone sceglie la lunga battuta per Della Pietra che in qualche modo mette in difficoltà la difesa del Sambiase. Occhio, attenzione
a Di Piazza che entra in area, Di Piazza! Si distende ancora molto bene il Pompei con Della Pietra, gran movimento e poi dentro Di Piazza, Di Piazza, Di Piazza! Eccolo qui, Matteo Di Piazza per l'1-0 Pompei, ha gonfiato la rete, l'uomo più atteso. Di Piazza, Pompei 1, Sambiase 0. Attacca il Pompei con Chrysovergis, palla dentro che arriva Di Piazza, attenzione Di Piazza, il sombrero, Di Piazza la controlla, pensa alla rovesciata, poi si appoggia su Rosati che calcia! Due soluzioni a sinistra, attenzione a Chrysovergis che col mancino disegna il cross, il colpo di testa sul fondo! E allora vediamo se prova a ripartire il Pompei. Della Pietra, gran pallone per Di Piazza, gran controllo, Di Piazza incespica, prova a tenerla, ci riesce, il tocco per Chrysovergis che batte col mancino. Mancano 15 secondi, soltanto un minuto di recupero come preventivabile, attenzione a Crucitti, Rizzuto, poi Umbaca e poi il salvataggio di Jürgens. Brivido per il Pompei che adesso prova a ripartire con Della Pietra, ma finisce qui il primo tempo, comincia il secondo tempo. Gran movimento all'interno dell'area di rigore, occhio a Trost che prova a liberarsi, il cross, petta di testa! Appena entrato Andrea Petta trova il centro del 2-0 con una capocciata prepotente sotto misura, il raddoppio del Pompei con Andrea Petta. Occhio a questo lancio bellissimo di Bonavita per Di Piazza che se ne può andare. Di Piazza entra in area, Di Piazza la finta, Di Piazza calcia! Ancora Cataldi che stavolta allarga sulla sinistra, il 2 contro 2 in fascia, cross dentro, il colpo di testa in volo plastico, ma raccontiamo il match fino alla fine. Attenzione qui al colpo di testa sul fondo, l'arbitro guarda il cronometro, porta il fischietto alla bocca e dice che può bastare così. Pompei batte Sambiase 2-0. Intanto sembra tutto pronto per l'inizio delle ostilità in questo Locri Vibonese. C'ha un po' di campo Ficara, continua a scendere Ficara lungo l'out di destra, c'è Giunta vicino a sé, poi Ficara lascia Staiano, palla dentro, Pelle viene fermato. Ancora Milazzo che va via, palla al piede, attenzione perché può provare il tiro e qui Donini non è impeccabile. Favo sventaglia dall'altra parte, attenzione perché qua c'è un buco, la palla in mezzo per Giunta ed è decisivo, veramente decisivo l'intervento di Scarpiello. Ora si va dall'altra parte dove c'è Simonelli, si fa vedere anche Milazzo, ma Simonelli prova a liberare il tiro, palo, la palla passa, il miracolo di Donini ed è nuovamente calcio d'angolo, ma veramente miracoloso qui Donini. Staiano cerca e trova Ficara, Ficara può puntare Squillace, entra in area Ficara, ancora Ficara, palla per Staiano, alta! E qua attenzione perché perde palla e Locri, l'avanzata di Terranova smorzata da Pantano, traversa e poi Pantano nuovamente di testa, ancora Ficara, cerca Pelle, lo trova adesso, controllo un po' difficoltoso, ora Pelle deve girarsi, ci riesce il tiro di Pelle! E anche il Locri confeziona un'occasione. Tutto pronto per la battuta, se ne carica Squillace, la palla passa, bravo Donini, angolo. L'arbitro sta sempre attento a quello che accade nel cuore dell'area di rigore. Qui c'è di nuovo Terranova, alto, ma che pericolo sugli angoli. Ecco il taglio a cercare Giunta che sbaglia il controllo, Jakubiv interviene, poi Donini nuovamente. Ancora si perde qualche secondo. L'arbitro va a prendere la posizione, arriva adesso il fischio, ci va Terranova, rasoterra, Donini, angolo, lancio lungo a cercare Simonelli, la chiusura di Jakubiv che però è leggero, ancora Simonelli, ancora Donini, la palla resta lì, c'è Terranova che prova il tiro e che pericolo nuovamente, duello tra capitani. Favo alla necessità di girarsi, poi lo scarico su Squillace, Squillace la mette dentro, Donini basso, attenzione però a Simonelli, la palla rimane lì e c'è il vantaggio della Vibonese, questa azione insistita.
Ecco la battuta di Leveque, il miracolo di Illy Pronti. Sempre Mazzone prova a farsi vedere lungo la fascia, qui Jakubib va sul lancio lungo che non trova nessuno, ma Mazzone è bravo a ringhiare. E attenzione a Reis che è in possesso di palla, il tiro di Reis masticato. Il Locri non accelera e l'arbitro fischia la fine e dunque termina 1-0 per la Vibonese la partita del Macri, prima vittoria del campionato per i rossoblù. Un'ottima partita contro un avversario forte, sapevamo che loro erano gran completo e davanti avevano giocatori veloci nelle ripartenze, l'hanno fatto vedere nel primo tempo dove ci hanno messo in difficoltà, ma noi abbiamo reagito con coraggio, con personalità, abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, eravamo con tante defezioni, quindi i ragazzi, quelli che hanno partecipato alla gara sono stati stoici fino alla fine, hanno cercato anche di vincerla, quindi facciamo un plauso, raccogliamo un punto, ma un punto che vale perché è stato conquistato contro un ottimo avversario e lottando fino alla fine. Ma a noi è chiaro che finché il risultato è stato solo 0-1 c'è sempre la speranza perché c'è un solo gol da recuperare, fosse stato poi 0-2 sarebbe stato per noi difficilissimo ovviamente, visto che davanti avevamo delle defezioni importanti. Il fatto di un po' per nostro merito, un po' per demerito della Cereale di tenere la partita aperta ha fatto sì che noi ce la giocassimo fino alla fine con coraggio. Abbiamo anche provato alla fine, abbiamo spinto per poterla vincere, abbiamo creato dei presupposti, ma va bene, ci portiamo a casa la prestazione, il coraggio, la voglia di non mollare di tanti ragazzi che sono la prima esperienza, abbiamo tanti ragazzi che vengono dai settori giovanili, sono ancora un po' acerbi, vengono catapultati in un campionato competitivo contro squadre di assoluto blasone come la Cereale. E quindi sono partite che per noi sono un percorso di crescita. E la partita di Reggio io non penso sia più difficile di questa perché sono tutte complicate, ogni partita ha le sue sfaccettature, i suoi equilibri, sappiamo che andiamo a affrontare una delle squadre che è una delle pretendenti per la vittoria finale, noi cerchiamo di recuperare innanzitutto perché è stata una partita dal punto di vista fisico dispendiosa per noi e cerchiamo di recuperare qualche giocatore che ci possa dare un'alternativa in più soprattutto in avanti. Alla ricerca della prima vittoria in campionato dopo 2 pareggi consecutivi contro Licata ed Enna, la San Cataldese affronta il Paternò nella terza giornata del girone I di Serie D. Stadio Valentino Mazzola, i ragazzi di Mister Pitatella vanno a caccia dell'intera posta di fronte alla compagine etnea che si fa forte dei 4 punti conquistati nelle prime 2 giornate. Arbitra il signor Ibrahim Rashed di Imola, assistenti Nicolò Presta di Cosenza e Francesco Otranto di Rossano. La formazione della San Cataldese per affrontare questa sfida: Dolenti, Pisciotta, Paladini, Tedesco, Suarez, Terrana, Ecio, Ghien, Sibide, Tutino, Montaperto, Abercon. Un minuto di silenzio per ricordare la memoria di Bomber, Totò Schillaci e poi si parte con il film del primo tempo. È una gara che vive di emozioni sin dalle prime battute, infatti bastano 10 minuti per vedere il primo gol. Rimessa laterale dalla sinistra per la San Cataldese, il pallone su Montaperto, la porta giù col petto, poi va il mancino a incrociare, il portiere rimane sorpreso, il pallone prende una traiettoria bellissima e 1-0 per Diamananto. Al 23esimo però la risposta del Paternò, da rimessa laterale a rimessa laterale, stavolta si gioca a destra, sfera dentro sul primo palo, guida, spalla alla porta, la difende dal difensore e poi si gira improvvisamente, la mette sotto la traversa di Tosoni. Ha pareggiato il Paternò, botta e risposta nel giro di 13 minuti al Valentino Mazzola, tutto da rifare, ma non c'è più tempo perché le emozioni sono poche e si va all'intervallo. 1-1 tra San Cataldese e Paternò. Al 10° il gol di Montaperto, al 23esimo il pareggio di
Guida. Partiamo allora col film della ripresa, subito Montaperto al 47esimo, cincischia un po' sul pallone, se la porta prima sul mancino, prova a sterzare, va alla conclusione, facile intervenire centralmente per Tosoni, doppio cambio per mister Pitatella, escono Ecegoyen e Suarez per Calabrese e Catania, il cross dalla destra e per Abercon che viene anticipato da Tosoni. Siamo al 70esimo, 5 minuti più tardi, spazio per Mazza al posto di Montaperto all'83esimo, occasionissima sventagliata di Tedesco, colpo di testa di Gioacchino Catania che fa la barba al palo e l'ultima emozione della gara al Valentino Mazzola di San Cataldo. Non si fanno male San Cataldese e Paternò, è pari e patte, 1-1, succede tutto nel primo tempo, da una parte il gol di Montaperto, dall'altra il pareggio di Guida. È tutto, allora un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Il secondo derby in appena 7 giorni lascia l'amaro in bocca all'Igia Virtus che dopo il successo in casa del Città di Sant'Agata viene battuta in casa dall'Enna. I gialloverdi di Pagana passano grazie al gol del santagatese Giorgio Cicirello e scavalcano in classifica proprio i giallorossi di Di Gaetano. E sono i barcellonesi a provarci al 12esimo con un tiro cross di Calafiore che mette i brividi alla difesa ennese. Ma al primo vero affondo l'Enna passa, quando al minuto 13 Cicirello raccoglie un lungo lancio dalle retrovie e con un preciso pallonetto scavalca la rosa, spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Igia Virtus non ci sta e reagisce poco dopo, trovando anche la rete del pareggio con Aperi, ma il signor Zini di Udine annulla su indicazioni del secondo assistente Morsannato per un dubbio fuorigioco di Di Piedi che nell'occasione serve Aperi. Nonostante ciò la squadra giallorossa non demorde, al 38esimo il diagonale di Sticenco non centra la porta per questioni di centimetri. Nella ripresa però l'Enna tenta di chiudere i conti, ma le conclusioni di Ariona al 50esimo sfiora di poco il palo, mentre il destro di Barile subito dopo è ben controllato dalla rosa. L'Igia Virtus si riporta comunque in avanti e solo la decisiva parata di Simeoli su De Marco nega al neoacquisto giallo-rosso la gioia del pareggio. Con i barcellonesi in avanti alla ricerca del pari, l'Enna trova alcune importanti ripartenze per chiudere la sfida, ma prima la rosa dice di no al destro di Barile con Luscia che sulla ribattuta calcia alto sopra la traversa e poi Rotella, servito perfettamente in aria dall'ottimo lavoro di Calombola, spara incredibilmente a fil di palo. In pieno recupero i giallorossi tentano il tutto per tutto, ma anche il destro di Di Piedi al minuto 95 non sortisce l'effetto sperato. L'Enna sale in classifica, quota 5 punti e scavalca proprio l'Igia Virtus che invece incassa la seconda sconfitta di fila in casa e rimane ferma a quota 3 punti. È una bella emozione segnare il primo gol in campionato dopo 34 anni di campionati non all'altezza di questi, diciamo. Sono contento, ma sono più contento non del gol ma della vittoria della squadra, perché abbiamo saputo capire qual è il momento di battagliare e il momento di giocare bene a pallone. Questa è la cosa più importante. Le emozioni non finiscono mai, devo dire che è stata una partita durissima contro un avversario ben messo in campo, forte, molto forte, però i nostri ragazzi hanno dimostrato di avere cuore, cioè hanno sofferto quando c'era da soffrire, abbiamo avuto tantissime occasioni di ripartenza, dopo aver fatto il gol abbiamo sbagliato 3-4 gol clamorosi e anche loro hanno avuto giustamente le loro occasioni da gol, però ritengo che sia una vittoria meritata, una vittoria di cuore. Se consideriamo che ci sono 28 gradi, c'è un tasso di umidità altissimo e i ritmi sono stati impressionanti dal primo minuto fino alla fine, 96esimo, 97esimo, e ci sono state ripartenze dell'una e dell'altra squadra perché erano due squadre messe bene in campo e io dico che veramente si è vista la grande preparazione atletica di questi ragazzi che non hanno mollato su nessun pallone. Quindi un plauso per chi prepara le partite sia dal punto di vista atletico sia dal punto di vista tattico, perché venire a vincere qui non è facile. La cosa che mi ha impressionato di più sono venuti con una grande cattiveria,
Poi diciamo il primo tempo non è stato semplice, perché è una squadra che si abbassa a difenderci a 5-8 non è facile. Noi non abbiamo perso mai la testa, perché poi hanno due attaccanti fortissimi che secondo me in questa categoria sono dei migliori, però noi l'avevamo preparato bene sulle marcature preventive su questi due attaccanti. Diciamo che il primo tempo siamo passati in vantaggio, ma meritatamente, perché oltre a quella occasione, oltre al gol, abbiamo avuto perlomeno un altro paio di situazioni, due dove il portiere ha fatto veramente due parate. Poi il secondo tempo diciamo che non c'è stata quasi mai partita. Non forziamo le giocate, perché alla fine il gol lo troviamo, però l'importante è anche non prenderlo, perché su questo campo con grandi spazi e con due giocatori importanti come ce l'hai Licata, ma anche centrocampisti importanti, poi avevano il portiere che aveva una battuta lunghissima, quindi loro l'hanno preparata su questo con qualche spizzicata per mandare i loro attaccanti lì. Però la mia squadra si è difesa bene, ha giocato con ordine e abbiamo aspettato il momento giusto. Una vittoria importante, non scontata, perché comunque le partite vanno sempre giocate e vanno sempre vinte. Non è mai facile fare 4 gol. Abbiamo fatto una grossa vittoria e dobbiamo continuare su questa scia. La mia solita partita di sacrificio, è il mio gioco, mi piace giocare così, dare una mano alla squadra. Però l'importante è che abbiamo portato la vittoria a casa. Conta, perché comunque siamo primi, pure dopo 3 partite siamo lì sopra solo noi, e dobbiamo continuare a mantenere questa voglia e questa cattiveria per arrivare fino in fondo a vincere questo campionato. L'obiettivo è quello della prima vittoria in campionato. La Nissa torna allo stadio Marco Tomaselli per sbloccarsi dopo i 2 pareggi consecutivi contro Vibonese e Paternò. Gli uomini di mister Terranova affrontano però il quotatissimo Siracusa per il big match di questa terza giornata del girone I. Aredusei, allenati da mister Turati, reduci dal travolgente 3-0 rifilato a Ragusa. Arbitra il signor Bruno Spina di Barletta, coadiuvato da Domenico Zappino e Raffaele Trapasso, entrambi di Vibo Valencia. Un minuto di silenzio come in tutti i campi per ricordare la scomparsa di Totò Schillaci, e si parte col film del primo tempo. 30 secondi, arriva la prima chance ed è anche molto grossa. Diaz fa la sponda bene per il Rodulo che salta l'avversario a centimetri dal gol del vantaggio. La Nissa dopo 30 secondi. Nono Semenzin dalla sinistra, bella giocata, il cross sul secondo palo, arriva Tumminelli, anche lui va vicinissimo al gol. Si vede al 19esimo il Siracusa convitto, chiede e ottiene lo scambio col compagno, ancora convitto, e le Zai però è monumentale, paratone del portiere della Nissa, deviazione in calcio d'angolo, parata salva il risultato. 24esimo, convitto servito ai 20 metri, la mette in area su Maggio, il contrasto, Maggio cade giù, un po' di confusione, Pistolesi va alla conclusione, ancora sotto porta la gran deviazione di Mannino, alla fine Pistolesi riesce a rimetterla dentro, dove arriva la zampata di Mimmo Maggio. 0-1 del Siracusa dopo 2 grandi occasioni in favore della Nissa. Riescono gli Aredusei a portarsi avanti. Minuto 34, ancora Pistolesi a sinistra protagonista, il cross sul secondo palo, la sponda di Palermo, la girata di Maggio che finisce sul fondo. È così che finisce anche il primo tempo allo stadio Marco Tomaselli. 0-1 tra Nissa e Siracusa, una ripresa a dir poco impalpabile, pochissime le occasioni da una parte e dall'altra. A spezzettare il gioco soltanto le sostituzioni che vedranno al 64esimo l'ingresso in campo di Bollino per Bruno, con mister Terranova che cerca una Nissa più attrazione offensiva. Al minuto 72 c'è spazio per Lopizzo al posto di Mannino. Di lì a poco terminerà allora la partita con la Nissa che cede per 0-1 al Siracusa. La firma decisiva è quella di Maggio. Al minuto 24 arriva la prima sconfitta in campionato per la Nissa dopo 2 pareggi consecutivi. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima. L'approccio è stato buono da parte della squadra, da parte dei ragazzi.
a cospetto di una squadra come il Siracusa. Poi chiaramente dopo i primi 9-10 minuti alla prima difficoltà ci siamo abbassati troppo, abbiamo sofferto l'incursione sul nostro lato destro da parte degli avversari, fino a quando poi, anche dovuto all'esperienza di una squadra forte come il Siracusa, sono stati bravi a trovare il gol del vantaggio nel momento chiave della gara. E poi credo che da lì probabilmente abbiamo provato a fare qualcosa in più, ci siamo riusciti già verso la fine del primo tempo, però bisogna essere onesti, il primo tempo sicuramente la squadra poteva fare molto, molto di più. È chiaro che è un momento particolare, un momento in cui bisogna abbassare la testa e continuare a lavorare per come si fa ogni settimana, provando ad aggiustare quello che c'è da aggiustare. L'unica strada percorribile è quella, bisogna stare vicino a questi ragazzi che con grande sacrificio la settimana svolgono gli allenamenti, quindi capisco bene la tifoseria, capisco bene i tifosi, è brutto perdere, probabilmente non ci eravamo più abituati, però questa è una categoria diversa, è una categoria dove ancora probabilmente l'adattamento non è al massimo, però adesso bisogna fare in fretta, bisogna lavorare, abbassare, come ho detto poco fa, la testa e pensare alla prossima gara. La squadra ha fatto vedere quello che durante la settimana mi fa vedere quotidianamente, quindi so che loro ci tengono tantissimo a dimostrare le loro qualità e sono veramente contento che oggi, in una partita veramente difficile contro un avversario forte costruito per fare bene, i miei calciatori hanno messo tutto quello che hanno sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tattico. Dopo la bella vittoria all'esordio contro la Folgore Castelvetrano, l'Athletic Club Palermo cerca conferme al Failla contro la super giovane Castelbuono. Lo fa con l'aiuto del nuovo acquisto di Gaudio, che qui scambia ad alta qualità con Crivello. La sua conclusione: si perde sul fondo, ci prova Valenza su calcio di punizione, Mancino alto sopra la traversa. Ancora avanti l'Athletic Club Palermo, sempre con Di Gaudio, pallone per Giuliano che si libera con il Mancino, il suo cross diventa quasi un tiro, pallone sul fondo. La seconda frazione di gioco si apre con questa occasione per Mazzotta che scodella in area di rigore, Spinola non ci arriva di testa e poi Esposito col petto non riesce ad addomesticare, pallone che si perde sul fondo. Si porta in avanti anche la super giovane Castelbuono, qui il maltese in area di rigore, Abubakar viene anticipato dall'intervento prima di Romano e poi di Giuliano che libera. Partita bloccata, serve un episodio per sbloccarla, l'episodio arriva, Mazzotta sfonda sulla sinistra, viene abbattuto in area di rigore ed è penalty decretato dal direttore di gara che non ha alcun dubbio. Dal dischetto si presenta Spinola che con il destro batte Mammana e scrive l'1-0 per l'Athletic Club Palermo. Esecuzione perfetta quella di Spinola, non può proprio nulla il numero 1 della super giovane Castelbuono. Si aprono inevitabilmente spazi, l'Athletic cerca il colpo del 2-0, qui Mazzotta riceve in area di rigore e poi con il destro serve Di Gaudio, pallone
respinto dal numero 1 della super giovane Castelbuono, che va a un passo dal pari, pallone in area di rigore e poi Giuliano, intervento monumentale sulla conclusione del giocatore della super giovane Castelbuono sul ribaltamento di fronte di Gaudio, pesca in area di rigore, Spinola, pallone col mancino che viene respinto da Mammana e cancella il 2-0 che arriverà poco più tardi con il pallone allargato per Mazzotta, da un'occhiata in area di rigore, arriva Spinola puntuale e stavolta deposita in rete il pallone che vale il 2-0. Sale a 5 il personale ruolino di marcia di Spinola, dopo la tripletta alla Folgore Castelvetrano arriva anche la doppietta contro la super giovane Castelbuono, impatto devastante sul girone A di eccellenza per il DS. È finita? No, ancora no, perché c'è spazio per la gran giocata di Matera, tunnel sul diretto avversario e poi pallone con il destro che non lascia scampo a Mammano. 3-0, si unisce alla festa del gol anche Matera a mettere il punto esclamativo sulla vittoria dell'Athletic Club Palermo, altri 3 punti che vogliono dire 6 punti in campionato e testa della classifica. Con 6 gol il Gela Calcio vince la sua prima gara casalinga stagionale e si porta a 4 punti in classifica. L'Ascari Cefalù strapazzato da dei biancazzurri impeccabili, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Decisive le reti di Tosto, Savasta, Ficarrotta, Presti e Cocimana, autore di una doppietta. Mister Matteo Barresi, in panchina oggi in seguito all'esonero di Penzabene in attesa della firma di Cacciola, schiera dal primo minuto Colace tra i pali, preferita ad un Valenti non al 100% della condizione fisica, Trentacoste e Scozzeri sulle fasce e Tosto e Zappalà al centro della difesa. In cabina di regia spazio a Sesse e Bossa, mentre dietro al numero 9 Savasta giocano Ficarrotta, Cocimana e Arcidiacono. Parte subito forte il Gela, che al quarto minuto trova il primo gol. La difesa avversaria regala ad Arcidiacono un pallone al limite dell'area. Il numero 7 serve con lucidità Cocimano, che davanti al portiere non sbaglia. Dopo neanche 2 minuti, sugli sviluppi di un corner, Tosto rovescia e sigla un gol stupendo, che vale il 2-0 per il Gela. Al 18° cross lungo da parte di Ficarrotta verso Arcidiacono, che stoppa un pallone difficilissimo. Serve di tacco Trentacoste che va col cross, ma un difensore ospite respinge il pallone. Passano 5 minuti ed ecco la prima palla gol per la squadra ospite. Fazio e scivolata costringe Colace ad intervenire con una bella parata. Al minuto 27 altro regalo dell'Ascari, questa volta Bossa ci prova col sinistro ma non centra allo specchio della porta. Minuto 31, servito da Arcidiacono, Sessa calcia verso la porta ma il portiere respinge in corner. Passano meno di 60 secondi e Praticò salta Colace e calcia verso la porta biancazzurra sguarnita, ma complice una deviazione la sfera finisce in angolo. Passano 3 minuti e il Gela trova il tris. Savasta manda al bar un difensore avversario e non sbaglia dinanzi al portiere e fa 3-0. Sullo scadere del primo tempo Sessa con aggressività scippa il pallone all'Ascari, fa partire un contropiede in 5 contro 1 e serve Ficarrotta che salta secco un avversario e sfonda la rete difesa da Chisapulli. Al 6° minuto della ripresa Arcidiacono inventa sulla sinistra e trova Cocimano che da 2 passi buca il portiere e sigla il 5-0. Al minuto 20 grande salvataggio sulla linea da parte dell'Ascari che evita un gol già fatto di Sessa dopo un cioccolatino di un sontuoso Luca Ficarrotta. Al minuto 24 altra palla gol per il Ascari, rigore e movimento per l'esterno ospite Gambino che però calcia alto. A 8 minuti dalla fine della gara Trentacoste cerca la prima rete stagionale con un destro rasoterra ma Grisafulli non si fa beffare. Al minuto 45 su calcio di punizione Zappalà segna di testa il 6-0 ma il guardianino alza la bandierina. Dopo un minuto altro salvataggio sulla linea dell'Ascari che annulla a Ficarrotta la doppietta personale. Passano 60 secondi ed arriva finalmente il 6-0 del Gela. Prestia con un altro Eurogol mette puntini sull'I. Ci voleva, dopo una settimana di difficoltà, diciamo tra virgolette, dove il pareggio della prima partita era giusto dare una risposta in casa. Già da subito abbiamo dato una grande risposta di squadra, non a livello personale, e dobbiamo continuare così. Sicuramente c'è sempre, non è che non abbiamo faticato, abbiamo cercato di pressarli alti per non rincorrere dietro, ma il campionato è questo, ci sono partite che te lo permettono, partite dove devi faticare ancora di più. Sappiamo che è tosta, sappiamo che abbiamo delle squadre forti
in questo girone, ma siamo qui per lavorare. Sicuramente al di fuori da qua si dice altro, ma non mi è mai capitato dall'inizio di stare in un contesto del genere. Davvero una squadra che nei momenti di difficoltà siamo stati sempre uniti. Sicuramente una grande piazza, si sa che il Gela è una grande piazza, la fiducia del direttore Bonaffini, che conosco da tempo, mi ha fatto capire il grande progetto che c'è qui. Poi sono arrivato e ho conosciuto tutta la dirigenza e ho capito che veramente sono delle persone serie. Sono venuto anche da avversario e so che ancora è poco l'affetto che vediamo, ma è giusto perché prima dobbiamo prendere fiducia e poi ci sarà ancora più affetto. Il Marsala Calcio 1912 ha conquistato i primi 3 punti della stagione imponendosi 1-0 contro il Casteldaccia. In occasione della seconda giornata valevole per il campionato di eccellenza Girone A, i ragazzi di mister Brucculeri hanno riscattato la sconfitta subita 7 giorni fa a Castellammare del Golfo, regalando la prima gioia ai tifosi accorsi al Nino Lombardangotta. Match winner Riccardo Mangiaracina, che al 63esimo ha trovato la zampata vincente. Ma andiamo con ordine. Prima del fischio d'inizio, un minuto di raccoglimento e ricordo di Totò Schillaci, del giornalista marsalese Salvatore Lopresti e del fratello del dirigente azzurro Salvatore Ombra. Prima azione degna di nota al secondo minuto. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, gli ospiti pericolosamente in avanti, buona l'uscita di Furnari sulla testa di Sferruzza, ma gioco fermo per offside di quest'ultimo. Ancora Casteldaccia in avanti con una buona discesa sulla destra di Sferruzza che mette nel mezzo, attento il numero 1 marsalese in uscita ad anticipare Graziano. Al 14° minuto punizione di Gambino che calcia direttamente in porta, intervento esteticamente non bello ma efficace di Furnari che devia in corner. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Mangiaracina controlla di testa, tenta una difficile conclusione rovesciata ma la palla si spegne sul fondo. Ancora azzurri in avanti, cross di Mangiaracina per Troncoso che vede la palla solo all'ultimo minuto e non impatta di testa. Momento positivo per i ragazzi di mister Brucculeri che pigiano sull'acceleratore e si rendono pericolosi per ben 2 volte. Al 37esimo ancora Mangiaracina pericoloso con una conclusione dal limite dell'aria ed ancora una bella parata di Miceli. Prima del riposo c'è tempo per un bel contropiede manovrato del Casteldaccia che riparte velocemente con Gambino, palla in profondità per Sferruzza, brava a saltare Capitan Genesio e a tentare un tiro cross pericolosissimo su cui non arriva davvero per poco Mocciaro, e questa l'ultima azione degna di nota del primo tempo. Nella ripresa, al 49esimo, ci prova subito il Casteldaccia, sempre sull'asse Sferruzza-Mocciaro, con l'ottima copertura di Capitan Genesio. Al 53esimo minuto, occasionissima per il Marsala. Accardo riceve palla, salta netto Camiolo e mette nel mezzo un perfetto traversone su cui si fionda Troncoso. Tiro a botta sicura da pochissimi passi e miracolo di Miceli che si rifugia in calcio d'angolo. Al 60esimo l'episodio che poteva pregiudicare la partita, diverbio tra Camiolo e Mazzeo, giallo per il primo e rosso per il secondo, già ammonito nel primo tempo, e Marsala che resta con un uomo in meno. E proprio quando sembravano complicarsi le cose per i ragazzi di mister Brucculeri, al 63esimo l'azione che ha portato al gol. Bravissimo Isaia a difendere palle e a coordinarsi per una straordinaria apertura sull'aute di destra dove si è fatto trovare pronto a ricevere in posizione regolare Mamone. Perfetto il traversone di quest'ultimo e mezzo ed inserimento straordinario di Mangiaracina che ha allargato il piattone con il mancino depositato alle spalle di un incolpevole Miceli. Festa sugli spalti e gioia incontenibile del numero 11 azzurro che è andato ad abbracciare mister Brucculeri. Rotto l'equilibrio e con un uomo in meno il Marsala si è difeso con ordine, classica girandola di sostituzioni e rischi davvero minimi per la formazione azzurra. Pericoli che sono arrivati solo su calci piazzati. Prima, sugli sviluppi di una rimessa, Mattia Gambino si è coordinato dalla lunga distanza esaltando Furnari che ha deviato la palla sopra la traversa e al 90esimo ci ha provato Graziano su calcio piazzato senza però centrare lo specchio della porta. Dopo 5 minuti di recupero il direttore di gara ha sancito la fine del match, un successo importante per il Marsala 1912 che conquista i primi 3 punti della stagione, riscatta la sconfitta della prima giornata
giornata e può adesso concentrarsi per la trasferta di sabato pomeriggio a Palermo contro la Parmonval. Dopo 2 partite di Coppa dove abbiamo perso 3-2, oggi abbiamo dimostrato, i ragazzi hanno dimostrato che c'è stata specialmente una bella reazione dopo la sconfitta di sabato contro la Parmonval. I ragazzi hanno dato veramente tanto, è stata una risposta ai problemi societari che ci sono stati durante la settimana. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché veramente, lasciando i problemi societari fuori, si sono applicati da martedì pensando solamente al derby e oggi hanno dimostrato che veramente i problemi societari li hanno lasciati fuori dal campo. Devo fare i complimenti ai ragazzi. Abbiamo notato che il paese sta dalla parte, dalla parte della squadra, quindi ripeto, è stato l'atteggiamento, ero preoccupato ma fiducioso nello stesso tempo, perché ripeto, dopo gli allenamenti fatti da martedì a venerdì ero un po' tranquillo tra virgolette, perché la squadra veramente l'ho vista con la testa giusta al derby. Diciamo che può essere che magari questa è stata la svolta, non dico stagionale, ma per cominciare a lavorare un po' meglio dopo le 3 sconfitte, 2 in Coppa e sabato con la Parmonval. Secondo me, e non voglio colpire nessuno, ma ai miei ragazzi ho sempre detto che se non in ogni partita non c'è quella cattiveria agonistica giusta, quella grinta, quella determinazione di giocare su ogni palla contro l'avversario, tante volte chi riconquista la palla, chi arriva prima sulla palla, penso che può mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Noi oggi è mancato un po' questo, cioè che era l'anima della mia squadra che non è venuta fuori. E questo mi dispiace perché io penso che in ogni derby, a prescindere dalla partita di campionato, che avevamo battuto 2 volte questa squadra ma che ha sempre lottato su ogni pallone, ci dovevamo aspettare questa loro voglia di non soccombere per la seconda volta dopo la partita di Parmonval, se non ricordo male. Anche noi venivamo da una sconfitta, anche se è stata una sconfitta che non meritavamo, che nell'arco di 15 minuti abbiamo dall'1-0 contro lo Sciacca ci siamo un po' divorati quello che era la vittoria dopo aver sbagliato tante palle gol. Oggi non ho visto quella cattiveria che ha sempre contraddistinto dico cattiveria agonistica, la mia squadra. E quando non si lotta su ogni pallone, i risultati se ne fanno ben pochi. Perciò mi auguro che questo sia stato un incidente di percorso e che da mercoledì ricominciamo di nuovo a menare danza, perché quando vieni dalla seconda sconfitta e non tiri fuori quello che è quella personalità, e allora si rischia di andare in depressione calcistica. Per cui dobbiamo guardare alla Coppa, ma dobbiamo guardare anche alla partita successiva. E sappiamo che il Gela è una squadra costruita insieme all'Atletico Palermo, allo Sciac e a qualche altra squadra per stare lassù nei primi posti. Perciò abbiamo una settimana abbastanza tosta e dobbiamo, come dire, tirare su la testa e rimboccarci nuovamente le maniche e lavorare ancora di più rispetto a quello che stiamo facendo in questa settimana.
penso di non mancare di umiltà se ti dico che probabilmente la vittoria poteva essere più ampia, più tranquilla, meno sofferta alla fine, perché credo che la squadra abbia prodotto tanto e quando tieni la squadra avversaria sotto di un gol poi può succedere di tutto. Per fortuna non è successo, abbiamo sofferto solo qualche traversone, solo qualche palla inattiva. Abbiamo incontrato una squadra organizzata, una squadra ben messa in campo, che soprattutto all'inizio partita è rimasta compatta e ci ha chiuso molti spazi, molte traiettorie. Poi con l'avanzare dei minuti siamo riusciti a venire fuori bene in diverse zone di campo, e quindi abbiamo iniziato a creare, al di là del legno colpito e delle diverse occasioni. Credo che la mia squadra meritava di più, ma ovviamente siamo felicissimi per la vittoria. Credo che una partita del genere mancava d'Avola da quasi un decennio, e quindi siamo felicissimi di averla giocata noi oggi, di aver riportato questo entusiasmo in questa città. La tribuna oggi era piena, i ragazzi ci hanno incitato senza fermarsi mai un minuto. L'adrenalina, l'elettricità che c'era arrivava fino al campo, quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi, perché hanno avuto pazienza, hanno avuto forza, hanno avuto corsa, hanno avuto determinazione, hanno avuto qualità nel palleggio, e quindi siamo molto soddisfatti. Magari un risultato più ampio ci permetteva di risparmiare qualche energia in vista della partita di mercoledì di Coppa Italia con la Leonzio. Così non è stato, ma sono sicuro che l'energia positiva mentale della vittoria ci farà recuperare prima, e quindi saremo pronti anche mercoledì a fare la nostra gara. Ben ritrovati dal Marco Salmeri per Milazzo Atletico Catania, seconda giornata del girone B di eccellenza. Incontro affidato alla direzione del signor Pier Nicola Giorgino della sezione di Milano. E prima di cominciare, come su tutti gli altri campi, un minuto di raccoglimento per ricordare la memoria di Totò Schillaci. Fischia Giorgino, si può cominciare! Rimessa laterale per l'Atletico Catania, libera Scolaro. Poi il pallone finisce a Zanella che ci prova col destro. Palla che si spegne alta. Calcio d'angolo per l'Atletico Catania, parte Grasso, respinge Piccioni, poi ancora Lietnei e di nuovo Piccioni che libera l'area del Milazzo. Scolaro, appoggio per Franchina che ha spazio per crossare, traversone interessante per la Spada che non ci arriva davvero di pochissimo, grande chance per il Milazzo. Gatto cerca sulla sinistra Corso che ha su di lui trovato. Ancora Corso che cerca spazio, sempre Corso, il traversone profondo sul secondo palo. Altra occasione per il Milazzo, pallone che però finisce fuori. E la Spada si lamenta anche per una trattenuta. Rimessa per il Milazzo, la tocca a Cari, poi ancora Scolaro a prolungare di testa, quindi Corso. Un po' di confusione in aria, la Spada di tacco per Scolaro che rimane a terra, non c'è nulla secondo Giorgino. Contatto dubbio tra Scolaro e D'Arrigo. Si torna in campo per la ripresa, batte l'Atletico Catania. Rimessa a Milazzo, tacco di la Spada per Corso che va sulla sinistra, ancora Corso in mezzo per Franchina. Anticipato da un super vitale. Break degli ospiti con Grasso, portapalla ancora Grasso, lo scarico sulla destra per Leonardi che si libera di Dama, ancora Leonardi, lo scarico per Grasso, pallone insidioso e poi allontana Natale Gatto. Brividi per la difesa del Milazzo. Dama si stacca dalla sinistra, ancora Dama, l'esterno interessante per Cari che può andare. Traversone interessante per la Spada, il destro del 10. Salvato sulla linea da Godino, si salva così l'Atletico Catania, poi Scolaro impreciso, rimane a terra ma non c'è nulla. Rivediamo il piattone di la Spada, deviato da Godino. Intervento che vale come un gol per il difensore. Salamone, lo scarico per Locantro, ancora la Spada, quindi Scolaro, interessante per Cari che non trova lo specchio della porta. Altra chance per il Milazzo. Progressione di Grasso inseguito da Scolaro, quindi l'appoggio per Diallo che rimane a terra. Pallone recuperato da Mante, il traversone e c'è l'intervento decisivo di Davide Dama. Milazzo che attacca nella metà campo avversaria, Salamone allarga nella zona di Locantro, ottimo stop, il traversone in aria. Ma Vitale è attento e smanaccia in corner. Parte Gatto dalla bandierina, c'è lo stacco di Diallo, la sfera rimane lì, arriva Dama! Che porta in vantaggio il Milazzo.
Mamertini che la sbloccano con il numero 5, il più rapido in area di rigore, ed è 1-0 al Salmeri. E Dama giustamente va ad esultare sotto la gradinata. Rivediamo l'azione che ha portato al gol. Dama tocca con il destro e insacca il vantaggio del Milazzo. Dedica speciale per Davide Dama, che mostra una maglia celebrativa per ricordare la memoria di Alessandro Scalzo. La Spada alza un pallone, poi qualche battibecco con Bellò che esagera e butta a terra il numero 10 del Milazzo. Rivediamo la sua spinta ai danni di La Spada. Gesto bruttissimo da parte del centrocampista dell'Atletico Catania. Inevitabile il cartellino rosso per il numero 4 dell'Atletico Catania, che lascia gli etnei in 10 uomini. Insegue un pallone La Spada, che ha ancora energie per andare in questa ripresa. Ancora La Spada a duello con un avversario, si propone Diallo che ha spazio per andare. Ancora Diallo in area, chiuso dall'ottimo intervento di Godino. Scolaro, ottima idea per Bugolo in profondità. Ancora Bugolo, spazio per andare, sempre Bugolo, il cross in aria dove non arriva a staccare Salamone. Fischia 3 volte Giorgino. Milazzo che batte Atletico Catania sul punteggio di 1-0, passando grazie alla rete di Davide Dama. Mamertini che quindi conquistano un'altra vittoria dopo quella ottenuta sul campo dell'Aci Sant'Antonio. Oggi abbiamo fatto una grande partita, sapevamo che avremmo affrontato un grande avversario. L'Atletico Catania è davvero ostico, è un'ottima squadra con ottimi giocatori, però noi stiamo davvero crescendo sotto tutti i punti di vista. Abbiamo preparato bene la partita, i ragazzi erano consapevoli della loro forza e abbiamo fatto bene. Io direi che abbiamo fatto bene, abbiamo sofferto quel tanto che basta, che mi fa capire che questo spogliatoio, questa squadra sa anche soffrire, però per il resto abbiamo costruito tante occasioni da gol, abbiamo gestito quando c'era da gestire, poi siamo andati in vantaggio e non abbiamo rischiato nulla. I complimenti vanno ai ragazzi che stanno lavorando a 1000, stanno lavorando fortissimo. Lavorare con me è difficile perché chiedo tanto, però i ragazzi sono tutti disponibili, è un grande spogliatoio e ripartiamo da qui. La cosa che ho detto poco fa anche ai ragazzi, non abbiamo fatto niente, testa bassa, umiltà, partita dopo partita. E subito pensiamo alla partita di mercoledì in Coppa, perché la Coppa per noi è importante, siamo il Milazzo e dobbiamo fare bene. La concentrazione è facile da tenere, alta, perché, ripeto, ho un grande spogliatoio, ho gente che ha la cultura del lavoro e gente che lavora tantissimo, quindi è facile. Loro sanno che quest'anno dobbiamo fare una grande stagione. Abbiamo un'ottima società che c'è alle spalle e non ci fa mancare niente. Abbiamo una grandissima tifoseria che anche oggi ci ha spinto dal primo al 97esimo, quindi dobbiamo pensare solo noi a lavorare. I ragazzi sono pronti, sono carichi, cercheremo mercoledì di fare una grande partita perché, come dico sempre io, l'appetito viene mangiando e non contiamo il numero di vittorie ma pensiamo a lavorare, che è la cosa più importante. Gianluca purtroppo ha avuto un problema alla caviglia, ha avuto una forte distorsione, ora lo valutiamo in questi giorni, la sua presenza mercoledì è in forte dubbio. Però ho una batteria di under importanti, i ragazzi, chi giocherà al posto di Gianluca si farà trovare pronto, quindi di questo non mi preoccupo. Facciamo degli auguri di pronta guarigione al ragazzo perché Gianluca è veramente un ottimo elemento, un 2006 d'alto livello, quindi Foti per noi è importante, però ho una rosa ampia e i ragazzi che giocheranno al suo posto, ripeto, si faranno trovare pronti. Un saluto a tutti i tifosi di Milazzo, alla tifoseria organizzata e anche alla gente che ci è venuta a sostenere oggi perché abbiamo bisogno di loro. Milazzo, la squadra di Milazzo è un bene per tutti, quindi più siamo, più spingiamo questa squadra e meglio è. Nella seconda giornata in eccellenza arriva anche la prima vittoria per la Nebros, che al Basi di Piraino supera di rigore un'ostica ed esperta Leonzio ed incamera 3 punti che fanno subito morale e classifica. La squadra di Palmeri riscatta così la sconfitta di misura patita a vittoria, dimostrandosi formazione capace anche di cambiare pelle. E sono proprio i locali a partire forte, rendendosi minacciosi prima con Panzarella che al 10° di gioco costringe Caruso agli straordinari e poi con l'angolo di Petrullo sul quale Giaimo non arriva per centimetri. Nell'occasione Nebros
Nebros che lamenta anche un possibile fallo di rigore sullo stesso Giaimo. Insistono i ragazzi di casa e al 34esimo arriva la rete che decide la sfida, quando il signor Mastro Simone concede la massima punizione ai padroni di casa, giudicando falloso l'intervento in area di campagna su Spanò. Dagli 11 metri Capitan Travaglia batte Caruso col brivido, facendo così Nebros 1, Leonzio 0 e tifosi di casa che possono far esplodere tutta la loro gioia. Nella ripresa gli ospiti tentano la reazione ed è Montagno a provarci dalla distanza. Mittica risponde presente. La Nebros non sta a guardare e si fa apprezzare al minuto 55 con il destro secco di Travaglia dal limite che viene bloccato da Caruso. Poi la squadra lentinese torna a spingere, ma prima il destro di Frittitta al 66esimo si spegne sull'esterno della rete, mentre il doppio tentativo dei bianconeri al 75esimo nell'area della Nebros è murata dall'attenta difesa capitanata da Bontempo. Con i bianconeri in avanti alla disperata ricerca del pareggio, la Nebros avrebbe al 95esimo la chance per chiudere la sfida con Panzarella, che però spara alto sulla traversa. La Nebros sale in classifica a quota 3 punti, rimane invece a 0 la Leonzio, che incassa così la seconda sconfitta di fila.